Un'importante operazione giudiziaria è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Agrigento, diretta dal comandante provinciale colonnello Rocco Lopane, in merito all'immigrazione clandestina. Un tunisino Ejid Nouri è stato fermato in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento personale con le finalità di terrorismo. Avrebbe infatti garantito dall'Italia alla Tunisia la fuga di Abidou Aymen, ricercato in Germania. Tutto ciò al termine di un'accurata indagine e ha quindi confermato che esiste un asse criminale tra le due sponde del mare di Sicilia e che si serve di potenti gommoni usati talvolta anche dai trafficanti di uomini. Ejed Nouri, per gli inquirenti, ha favorito la latitanza di un noto criminale ricercato dalle autorità giudiziarie tedesche per via del delitto responsabile di un attentato omicidio commesso a Lipsia lo scorso 9 aprile, cui ferì gravemente un cittadino serbo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Il noto latitante Abidi Aymen era già fuggito dalla Germania e trovato riparo a Firenze, in quanto era già stato colpito da mandato di cattura internazionale. Arrestato lo scorso 23 luglio, riuscì a evadere mentre si recava in corte d'appello per il processo. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Sabella e dai sostituti Ferrara e Cesconne dalla DDA di Palermo ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Agrigento dimostrano come il criminale tunisino abbia trovato sicura accoglienza in Sicilia, prima in un'abitazione di un piccolo centro della provincia di Trapani, e quindi grazie all'aiuto di Nouri e dei suoi familiari è fuggito in Tunisia. Si inserisce nell'ambito di un'indagine più ampia che la Guardia di Finanza di Agrigento sta conducendo nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina. Nell'ambito delle attività abbiamo colto la presenza del fuggitivo Abidi, che si era reso responsabile in Germania di un tentato omicidio, poi era riuscito a scappare alle autorità italiane. Abbiamo riscontrato la sua presenza in Sicilia in contatto con l'arrestato di ieri, Ejed Nouri. Questi l'avrebbe prima lungamente ospitato presso un'abitazione in un paesino della provincia di Trapani e poi nel corso di un viaggio organizzato per introdurre clandestini tunisini in Italia avrebbe permesso all'Abidi di raggiungere le coste tunisine. Quindi un'operazione di contrasto che chiaramente ha alle spalle un lavoro di intelligence notevole. Il fenomeno dell'immigrazione clandestina, soprattutto in territorio agrigentino e trapanese, è un fenomeno ormai stabile e preoccupante. Chiaramente le nostre attività investigative sono indirizzate a individuare eventuali responsabili che in maniera organica organizzano questi viaggi di clandestini in Italia, e quindi un'attività investigativa particolare verso questo settore. Quindi vuol dire che ci sono delle basi qui nelle coste siciliane che favoriscono, diciamo, l'arrivo di questi flussi di immigrati, diciamo, clandestini, no? Il fenomeno dell'immigrazione è articolato e molto complesso. C'è un'immigrazione spontanea di povera gente che si imbarca su natanti di fortuna e arriva sulle nostre coste, ma ci sono anche piccoli gruppi organizzati che favoriscono questo tipo di attività a scopi lucrativi.